Manager Director di Vinitaly International, che già ci dice che il vino italiano in qualche modo questa vocazione di andare per il mondo ce l'ha tutta. Ma certo, perché secondo me, essendo forse coreana-americana, capisco, diciamo, di rendere in modo semplice, più accessibile il vino italiano all'estero. E possiamo dire una cosa, qualcuno ogni tanto ci dice ma noi dobbiamo portare il mondo in Italia, ma se il nostro vino va per il mondo, probabilmente è il migliore invito per portare turismo in Italia, no? Ma secondo me deve essere un viaggio andata e ritorno. Certamente il vino italiano deve andare all'estero, però dobbiamo far sì che gli stranieri, okay, si innamori del vino italiano, ma da qui, perché solamente, soprattutto tramite le donne del vino italiano, possono trasmettere l'amore e la passione del vino italiano. Che cosa dobbiamo fare per corteggiare bene il mondo e farlo innamorare di noi, del nostro vino, delle nostre produttrici del vino, dei nostri produttori del vino? Secondo me, cioè, quello che hanno fatto i francesi, no? Che sono stati bravi, è che loro hanno pian pianino fatto arrivare le persone qui in territorio, però e poi quando una volta hanno visto la terra, il vino, hanno assaggiato il vino, hanno fatto amicizie con i produttori, il gioco è fatto. Kim, ci sta dicendo che i francesi sono più bravi di noi? Sono più bravi di noi nel marketing e nella comunicazione, però non nel vino necessariamente. Secondo me il vino italiano è altrettanto buono, se non ancora più buono, però dobbiamo comunicare e condividere questo messaggio. Insomma, innovazione e tradizione. Noi siamo una web TV, quanto è importante il web e quanto è importante il linguaggio televisivo nel web? Allora, la parte di social è adesso non possiamo più negare, no? Perché in Cina, dove ci sono 597 milioni, non 1000, milioni di utenti di social media, dobbiamo anche ingaggiarli con loro strumenti, perché Facebook, YouTube, Twitter non funziona in Cina, quindi dobbiamo fare con loro mezzi, ad esempio, no? Youku anziché WeChat, QQ è della situazione, così tale il resto del mondo. Quindi sì, parliamo un linguaggio globale vis-à-vis vino, però anche cercando di capire lo strumento o il canale di comunicazione locale. Sai che ancora qualche produttore mi dice, io mi arrabbio, ma i cinesi in fondo non sanno bere, perché dovremmo fare sforzi per loro? Rispondi, rispondi. Ma perché sono in tanti, perciò ragazzi qua c'è una grande potenzialità, perciò io direi di insistere. È vero che non sanno il vino, però cominciamo pian pianino. Un'ultima cosa, Kim, cosa ti ha fatto innamorare, perché lo sento, di questo paese? Beh, io ho un peccato originale che è italiano, cioè mi sono sposato con un veronese, per questo motivo mi trovo qui, però in realtà il vino italiano riflette un pochino il popolo italiano. È incredibilmente creativo e non è a caso che l'eccellenza nella cucina, nella moda sono numero uno, ok? Avete capito? Però nello stesso tempo c'è molto individualismo, no? Quindi la promozione del vino è talmente fragmentato che diventa un pochino dispersivo e dobbiamo un pochino fare unione e fare la forza, e con la donna del vino secondo me questo è possibile.